con solo, senza se, senza ma. Assolutamente sì, siamo stati anche tra i sostenitori proprio della prima ora con Renato e anche la sua generosità nel dire se ci sono le condizioni faccio un passo indietro, perché comunque è evidente che essere spaccati è un vantaggio per il centrodestra, però la scelta di Renato, persona che ha, come dire, saldamente le radici in Sardegna per quanto ha fatto dal punto di vista imprenditoriale e politico rispetto a una scelta fatta a Roma, penso che insomma non ci sia nessun dubbio su chi scegliere. State costruendo qualcosa anche per le europee e per le amministrative? Ma sicuramente può nascere qualcosa da questa alleanza con Azione, che in Sardegna diciamo, ci vede proprio con il simbolo, perché in tante altre situazioni, regioni locali o meno, ci vede magari collaborare insieme ma senza i rispettivi simboli. Invece qui un'alleanza chiara, verrà anche Carlo nel weekend, quindi faremo delle iniziative insieme. Questo può essere sicuramente un punto di partenza anche in vista delle europee. Capiremo, noi abbiamo un evento il 24 di febbraio a Roma sugli Stati Uniti d'Europa, insomma vedremo un po' quale sarà la scelta del partito.